Buonasera a tutti. Una parte di voi credo già mi conosca da anni per le battaglie che ho fatto in materia di fisco, in materia di piccola impresa, ma soprattutto sull'economia del Veneto. Io credo che sia questa la ragione per cui il PD mi ha chiesto, ha insistito perché mi candidassi. E per me è stata anche una sorpresa, è stato anche un onore. Diciamoci. La cosa però che mi è interessata di più è perché questa richiesta, subito suffragata, subito sostenuta dall'Italia dei Valori e anche da altri che fanno parte della coalizione, ha un significato secondo me, ha il significato che finalmente sono stati rotti degli steccati che c'erano, che ci sono sempre stati, quella della contrapposizione nel mondo del lavoro tra piccoli imprenditori e lavoratori. È una di quelle cose che è costata molto al centro-sinistra. Abbiamo lasciato il monopolio al centro-destra della rappresentanza di queste categorie. E quando sento la sinistra parlare di lavoro, e continuo adesso, vado in queste riunioni, in queste assemblee, ha fatto molto bene sia tutti e due questi amici a parlare di passaparola, in effetti i mezzi sono pochi. Poi dopo anche la sinistra ha una tradizione, aveva una volta una tradizione di grande organizzazione, adesso purtroppo è un po' sparita, però anche se abbiamo meno mezzi degli altri, anche se facciamo campagne meno patinate, con meno spot, niente se niente per carità, però anche se lo facciamo con poco e niente, l'importante è che le persone capiscano alcuni argomenti, alcune parole d'ordine e li portino agli altri. Guardate, l'unica speranza, l'unica possibilità che noi abbiamo, ma sinceramente, è quella di parlare con gli altri. Domenica, quando ci siamo conosciuti, eravamo a Zerbranco, dove un sindaco di centro-sinistra ha battuto un sindaco leghista uscente, e io gli ho chiesto: ma qual è la formula magica? E lui mi ha risposto in dialetto: parlare con la gente. Quindi il discorso è molto semplice, noi non abbiamo gli stessi mezzi, non abbiamo gli stessi strumenti, l'unica possibilità è quello di portare alla gente alcuni degli argomenti che sono stati detti con foga, con entusiasmo questa sera, e altri che cercherò di dirvi io, perché in effetti vengono propagandate, mostrate cose che in realtà non sono. Allora vedete, questo discorso dell'aver rotto questo steccato per me è molto importante, perché è una battaglia che io ho fatto per più di 20 anni, è una battaglia che secondo me in questo momento, nel momento in cui una parte almeno della sinistra la fa sua, rompe con il passato, apre nuovi orizzonti. Vedete, il lavoro, in questi incontri, in queste riunioni molti mi chiedono: ma il lavoro, cosa hai da dire sul lavoro? Ma gli spiego che per me il lavoro senza l'impresa non esiste, e molti abituati, soprattutto sindacalisti, abituati a Porto Marghera, dove le fabbriche sono molto grandi, le proprietà neanche si conoscono, molto spesso sono multinazionali o hanno la testa a Milano, a Torino, sono convinti che quelle siano istituzioni che non siano neanche aziende, che devono essere là e devono rimanere sempre là, essere aiutate in ogni caso. Io sono del parere che sia giusto aiutare quando c'è una crisi, aiutare, ma non hanno l'idea, queste persone, che il lavoro viene dall'impresa. A voi sembrerà impossibile perché siete terra di piccola impresa, ma è così. Cioè loro non mettono il lavoro in relazione con l'impresa, non lo vedono come l'altra faccia della stessa medaglia. E mi è difficile molto spesso parlare con loro, convincerli, perché in città, specie a Marghera, a Mestre, per loro il lavoro è una cosa strana. Quando gli ho finito di parlare di impresa, di quello che bisogna fare perché l'impresa possa esistere, possa essere fruttuosa per il futuro, questi mi chiedono: va bene, adesso me ne va a parlare di impresa, parliamo del lavoro per cortesia, come se non fosse la stessa cosa. Quindi per me è molto difficile a volte affrontare alcuni temi con queste persone, però dico che per certi versi la mia battaglia ormai ultradecennale, più che ventennale direi, sulla piccola impresa la considero vinta nel momento in cui almeno una parte della sinistra la fa propria. Vedete, e mi trovo in una situazione difficile che qualcuno, non conoscendomi o non conoscendo certe mie battaglie, mi dice: cioè, ma te dici praticamente quello che dice a Lega.
questo non è assolutamente vero. Prima di tutto io lo dicevo prima, ma la Lega ha preso molte cose da me, anche studi, ricerche, e li utilizza. Niente da dire su questo, le idee non impoveriscono quando le dai a qualcun altro, mi spiego? Se le usassero bene non ci sarebbe nulla da dire. Le usano in maniera un pochettino, direi, disinvolta. E sul fatto che Zaia dice certe cose, guardate, io è da, ripeto, più da 20 anni che combatto queste battaglie, non ho mai sentito parlare di queste cose. Lo sento adesso in campagna elettorale, che parla di partite IVA, che parla di queste cose, ma io prima non ho mai sentito parlare né di fisco, né di battaglie sull'impresa, né sull'economia e sul futuro dell'economia del Veneto. Diceva il nostro amico che sono molto bravi a vendere fumo, è vero, ma direi anche che c'è un modo per smascherarli, quello di esaminare quello che dicono e di vedere se è vero. Per esempio, su alcune questioni, poi parleremo anche di proprio alchimia elettorale, del come le cose siano per certi versi messe non tanto bene, diciamocelo, perché sennò non affrontiamo le cose come sono. Diciamoci che ci sono circa 22 punti di differenza, però diciamoci anche che è possibile vincere, e dopo vi spiegherò come e perché. Nel discorso di smascherare certe cose che dicono, oltre a quella simpatica del Paroni a casa nostra che te citavi anche a te, che è una cosa abbastanza ridicola, una cosa così tanto per scherzare tra di noi, vedete, anche questa storia del Paroni a casa nostra che ha colpito l'immaginazione della gente. Se andate a vedere poi, a decidere che il Veneto vada alla Lega è stato Bossi e Berlusconi. Spiego, hanno deciso il Veneto alla Lega, il Piemonte alla Lega, la Lombardia mi attagna mia. Questo a proposito del Paroni a casa nostra, due lombardi che decidono a chi va il Veneto. Napoleone, quella volta, che ha deciso di dare il Veneto all'Austria, e tanti saluti, più o meno non c'è tanta differenza. Poi scelgono sempre Bossi e Berlusconi Zaia, loro due, a proposito del Paroni a casa nostra. E se pensate alla Lega Veneta, che è forte elettoralmente, ma se andate a vedere chi comanda nella Lega Nord non sono certo i veneti, a proposito del Paroni in casa nostra, proprio tanto per capirsi queste robe, e che va dite, perché tante volte i leghisti sono molto semplici nei loro ragionamenti, no? E continuano a ripetere slogan, e magari queste semplici parolette a volte li blocca. Prova a riflettere chi che comanda qua nella Lega, basta guardare il simbolo della Liga Veneta, girando così dentro un simbolo così della Lega Nord. Quindi non comanda niente. Ma se andiamo su cose più serie, io direi che quello slogan prima il Veneto, che è poi un ripensamento rispetto al prima i Veneti, perché aveva cominciato così, quando è stato poi redarguito dai cattolici eccetera, ha cambiato da prima i Veneti, perché un po' di buonsenso li ho anche loro, no? Tante volte. Allora hanno cambiato e hanno messo prima il Veneto, bello come slogan. Però se andate a vedere, il Veneto, da sempre, una vecchia denuncia fatta più di 20 anni fa, che la Lega poi ha fatto anche propria, noi guardando i conti dello Stato, la Ragioneria Generale dello Stato, abbiamo visto che il Veneto da sempre riceve dallo Stato meno della metà di quanto ricevono le altre regioni. E adesso, che loro sono stati al governo 7 anni degli ultimi 15-16, peggio, non è migliorato niente, anzi è peggiorato. Loro sono stati al governo 7 anni e al governo della regione per 13, e se io vado a vedere quanto spende lo Stato italiano in Veneto, non solo siamo gli ultimi, ma dal 2002 al 2008 la situazione è molto peggiorata, cioè spendono l'11% in meno. Quindi già eravamo ultimi e siamo andati ancora giù, a proposito del prima il Veneto.